Buonasera a tutti, siamo di nuovo qua per l'ottava puntata di questo tour virtuale della Sardegna. Stasera, come sapete, visitiamo un sito veramente molto importante, è uno dei più belli, più straordinari nuraghi della Sardegna, che è appunto il nuraghe a Rubiu di Orroli. Incominciamo come sempre con una veloce contestualizzazione geografica. Ci troviamo nel territorio di Orroli, siamo nel Sarcidano e ci troviamo sull'altopiano di Pranemuru. Vedete, siamo vicino al corso del Flumendosa, che oggi chiaramente c'è anche il lago, appunto grazie alle varie dighe che sono state realizzate. Vedete rispetto alla Sardegna dove ci troviamo. Eccoci qua. Anche qua da Google diciamo che il nuraghe Rubio è talmente grande che si vede molto chiaramente anche dall'immagine di Google, quindi ora vedremo la planimetria per capire meglio come è fatto. Sicuramente avete già sentito che il nuraghe a Rubiu è appunto un nuraghe pentalobato, ovvero ha 5 torri perimetrali, le vedete 3, 4, 5 più la torre centrale. Torniamo velocemente alle slide. Chiaramente il gigante rosso, per chi non lo sapesse, è il soprannome del nuraghe a Rubiu, proprio grazie ai licheni, insomma, che gli danno questa caratteristica colorazione, che lo rendono anche molto suggestivo. Tra l'altro al tramonto diventa proprio dorato, un rosso dorato, diciamo. E qua da questa veduta aerea obliqua capite un po' meglio la struttura, soprattutto per chi non c'è stato. Diciamo che è talmente grande, talmente complesso che quando lo vedete dal basso, alcune persone perdono quasi l'orientamento, cioè magari entrano qua nel cortile, visitano il cortile e poi dopo quando si fa il giro e si rientra dall'altro cortile, ora vi spiegherò bene tutto, non riescono a capire quali sono le torri che avevano visto da fuori. Insomma, è un po', diciamo, una struttura per certi versi quasi labirintica, si potrebbe dire. Ovviamente ce lo dobbiamo immaginare appunto anche come era in origine, quindi con le torri ben più alte. Ecco, per maggior chiarezza vediamo la planimetria. Quindi queste sono le 5 torri del Pentalobato con la torre A al centro, a cui si accede dal cortile B, che diciamo è il cuore della struttura, vabbè, proprio il cuore della struttura è ovviamente la torre centrale, però anche il cortile B diciamo che fa parte del cuore della struttura e appunto al cortile B si accedeva appunto dall'ingresso principale che è questo. Ok? Qua dalla planimetria vedete che oltre alla struttura del pentalobato ci sono anche tutta un'altra serie di numerose torri appunto collegate dalla muratura dell'antemurale che racchiude tutta la struttura e che forma diversi altri spazi chiusi, quindi diversi altri cortili. In particolare è molto importante questo cortile che appunto è suddiviso nelle due sottoparti X1 e X2 a cui si accede dall'ingresso, appunto che è il primo ingresso che vediamo quando andiamo a visitare il nuraghe. È particolare il fatto che questo cortile è chiuso, cioè da questo cortile non si può accedere a nessuna delle torri. L'accesso alle torri avveniva appunto dal cortile B. Ora poi
lo capirete meglio quando andremo a vedere qualche foto. Bene, quindi riguardiamo un attimo da un'altra angolatura la ricostruzione 3D. Vedete, questo è l'ingresso praticamente del cortile X che abbiamo visto qua, ok? Quindi l'ingresso qua non si capisce bene da questa planimetria, ma si trova qua, ok? E adesso andiamo un attimo con i nostri potenti mezzi di Google, anzi non con i nostri, ma con i potenti mezzi di Google e, diciamo la fortuna che alcuni utenti caricano delle foto e qua in particolare abbiamo una bella foto aerea di Mark Dagetti che ci fa vedere non solo appunto il nuraghe visto dall'alto, ma anche tutto il paesaggio circostante. Quindi qua si capisce bene la dimensione dell'altopiano, un altopiano basaltico, quindi insomma diciamo che come materiale da costruzione qua non avevano problemi. Ecco qua vediamo anche la capanna delle riunioni e qua l'ingresso del cortile. Ora immaginiamoci di entrare appunto da questa porta e ci ritroviamo, c'era un'altra foto del cortile, anche se i pallini sono messi un po' male. Ecco, ci troviamo qua nel cortile, vedete? Siamo entrati da qui e ci troviamo nel cortile, le diverse torri, la torre C, e qua vediamo anche una parte dei crolli che non sono stati rimossi, ma immaginatevi che quando sono stati iniziati gli scavi nel 1981 tutto il cortile era completamente ingombro di crolli. Infatti è stata utilizzata una gru di ben 40 metri per poter liberare il nuraghe e renderlo visitabile. Da qui vediamo anche una particolarità dell'architettura del nuraghe a Rubiu che è molto, appunto, è molto particolare e anche molto ardita. Ecco, il nuraghe a Rubiu è proprio un'opera architettonica davvero ardita, sia per lo slancio delle strutture, ora fra poco ne parleremo, ma anche proprio per queste soluzioni innovative. Quindi qua vedete che praticamente attraverso la posa di questi enormi blocchi in posizione verticale si realizzano proprio delle, non so se si riesce a cogliere da qua, si realizzano proprio delle finestrelle. Ecco anche qua, un pochino si vede. E questa è proprio una tecnica particolare, quindi si realizzano queste finestrelle in alcune torri appunto per probabilmente dare luce, areare le torri. Quello che è particolare è proprio la modalità con la quale sono stati messi in opera questi blocchi. Da qui si vede anche che diciamo, le parti più basse del nuraghe avevano proprio una struttura in tecnica poligonale, quindi blocchi grandi ma poco, non, diciamo, appena sbozzati e non lavorati in modo preciso, mentre invece altre parti del nuraghe hanno una tecnica completamente diversa. E questa è una scelta intenzionale degli architetti. Ora poi ne parleremo un po' meglio anche fra poco. Bene, torniamo alle slide, vado ancora un po' avanti prima di fare il primo round domande. E visto che stiamo parlando della planimetria, vi volevo parlare anche dello schema progettuale del nuraghe a Rubiu, perché diciamo che vedendo la planimetria, ok, uno
una persona, diciamo, poco esperta forse di geometria, di architettura, potrebbe vedere quasi una struttura disordinata, soprattutto noi che non siamo abituati a fare questo tipo di considerazioni e di analisi. In realtà, a uno studio più approfondito delle misure e delle proporzioni del nuraghe, appunto, è possibile ipotizzare uno schema di progetto ovviamente ben preciso prima della costruzione, anche perché i diversi dati archeologici che adesso fra poco vi esporrò, comunque sono, diciamo, coerenti nel portarci a considerare tutta la struttura del nuraghe Rubiu come un unico progetto unitario e poi chiaramente è costruito in vari momenti costruttivi, ma diciamo uno di seguito all'altro secondo un progetto unico. Chiaramente non possiamo dire esattamente quanto tempo hanno impiegato per costruirlo, ma si presume parecchio tempo perché una struttura del genere sicuramente non si costruisce dall'oggi al domani. Tuttavia, il progetto iniziale è un progetto unitario, infatti qua vediamo che praticamente nel progetto ricorrono diverse misure specifiche e diverse proporzioni che sono proprio volute. In particolare vedete che il cerchio della torre centrale si può scrivere in un quadrato che a sua volta ha i vertici in 3 delle torri e che poi c'è invece con questa proporzione, no, formata da questo triangolo si ottiene poi invece la posizione di queste altre 2 torri. Quindi vedete che qua praticamente questo triangolo è identico a questo, ok? Quindi c'è proprio, ovviamente tutta la pianta veniva tracciata nel terreno, probabilmente con un sistema anche di corde per tracciare le circonferenze e anche per misurare le distanze. Ok, così come sappiamo veniva fatto da altre civiltà contemporanee o anche precedenti. Bene, andiamo avanti. E un altro aspetto molto importante che vi stavo quasi anticipando poco fa è anche la sequenza costruttiva che è stato possibile evidenziare in base all'analisi della, praticamente a quella che si chiama stratigrafia degli elevati. Cosa significa? Significa l'analisi delle murature del nuraghe, vedere le diverse murature come sono sovrapposte o giustapposte o concatenate fra di loro e quindi individuandone la sequenza. Anche in base a questa analisi, appunto, si è propensi a dire che il progetto sia unitario. Ecco, cosa è risultato? Il risultato innanzitutto che la prima cosa a essere stata costruita è la torre centrale. Questo non ci deve stupire ovviamente perché sembra abbastanza assodato che praticamente in tutti i nuraghi ovviamente la torre centrale è stata costruita come prima cosa. Quindi in seguito alla torre centrale viene costruita, vedete le freccette, la torre D, seguito la torre C, poi la torre G, F, seguiamo sempre le frecce, E, ok, fino a ricongiungersi. Quindi è molto interessante questo perché se vogliamo vederci anche una valenza simbolica, chiaramente la spirale ha un valore simbolico anche universale. Ne abbiamo parlato altre volte, quindi non mi dilungo adesso su questo punto, anche perché c'è tantissimo da dire, quindi andiamo avanti. E prima di parlarvi del cortile B, però a questo punto, scusate, cerco di sistemare un pochino meglio, ecco. A questo punto vedo se c'è qualche domanda.
Allora, Cinzia, sono anni che vorrei andare a vederlo. Ok, appena ci faranno uscire dalla quarantena, questa è la prima escursione, visto che la dovevamo fare già a marzo, l'abbiamo dovuta rinviare, per cui se vuoi venire, se vuoi unirti, che meraviglia, ok. Poi Sara dice sembrano delle feritoie, riferendosi alle finestrelle. Sì, normalmente vengono chiamate feritoie, diciamo che è un termine che a me non piace, preferisco chiamarle finestrelle verticali perché chiaramente il termine feritoie allude a una precisa funzione che invece si è visto che in questo caso non hanno, o comunque nel caso dei nuraghi non hanno, sebbene per lungo tempo si è pensato che effettivamente fossero feritoie. Ok, quindi qua primi equivoci da chiarire. Comunque sì, sono quelle, Sara. Poi sì, allora. Sì, allora Enrico ha anticipato una cosa che vi avrei detto fra poco, quindi colgo l'occasione per iniziare il discorso. Ecco, appunto Enrico dice che durante la visita al nuraghe, appunto, gli hanno spiegato che sotto la pavimentazione c'è tutto un sistema che è stato scavato nella roccia, praticamente un sistema idrico, quindi oltre al fatto di preparare tutto il terreno roccioso su cui insiste il nuraghe, quindi di in qualche modo livellarlo o comunque sia tramite il taglio della roccia sia tramite la realizzazione di vespai al di sotto di vespai di ciottoli al di sotto dei pavimenti che erano in battuto, oppure in alcuni casi ci sono stati ritrovati anche dei lastricati, no? In alcune aree. Quindi c'era tutta questa preparazione che appunto conferma ulteriormente il progetto unitario, non solo, ma fa vedere anche la complessità del sistema idrico, appunto sia per poter usufruire di un pozzo, sia per evitare che tutto l'interno del nuraghe si allagasse, tenendo conto che praticamente siamo sulla roccia, quindi che non drena. Se loro non avessero fatto queste canalizzazioni a livello di fondazione, chiaramente il nuraghe avrebbe avuto problemi. Neanche questo ci deve stupire, nel senso, sì, ci stupisce sicuramente quanto fossero evoluti dal punto di vista dell'ingegneria idraulica, ma se andiamo a guardare tutti i nuraghi importanti che sono stati scavati, diciamo, in modo intensivo, sono state rinvenute comunque delle opere idrauliche notevoli. Pensiamo solo al nuraghe Santo Antina, che è emblematico, chiaramente è un esempio per tutti, ok? Quindi vi dicevo, il cortile B è il cuore della struttura, vi ricordate dove siamo? E anche il cortile B chiaramente al momento dello scavo era completamente ingombro di macerie, era talmente ricoperto di crolli e altro materiale che praticamente era come una collinetta, ok? Gli scavi sono iniziati nel 1981 e infatti subito, diciamo, tolti i primi strati, cosa è stato trovato nel cortile B? Sono state ritrovate quelle testimonianze di età romana relative alle lavorazioni vinarie che appunto vengono denominate laboratori enologici. Pensate che questi livelli di età romana si trovavano a 9 metri rispetto al piano di calpestio del nuraghe che chiaramente è stato raggiunto
dopo aver rimosso, oltre a questi strati di età romana, anche tutti i crolli che c'erano immediatamente sotto. Ok? Quindi per chiarire meglio il concetto, cosa è successo? Quando il nuraghe è crollato, è crollata la torre centrale per prima, ovviamente la torre centrale è questa, quindi questo crollo della torre centrale ha fatto crollare anche in parte le altre torri e gran parte dei crolli sono finiti a obliterare il cortile. Quindi da quel momento in poi il nuraghe è diventato chiaramente inaccessibile ed è stato abbandonato giustamente. Quindi cosa è successo? Questo crollo ha sigillato tutti gli strati di età nuragica sia nel cortile che ovviamente nelle torri interne. C'è da dire però che mentre le torri interne, avendo in gran parte, almeno le tolos del primo piano sono rimaste intatte, sono rimasti praticamente completamente sigillati. Quindi gli archeologi, quando hanno iniziato gli scavi, hanno trovato praticamente dal momento del crollo via via tutti gli strati nuragici fino alla fondazione del nuraghe. Ok, quindi per un range cronologico che possiamo datare, poi lo vedremo in una prossima slide, tra il XIV secolo, metà del XIV secolo avanti Cristo al IX secolo avanti Cristo. Ok? Quindi questo è ciò che è stato trovato sia nelle torri che appunto nel cortile. Se non che il cortile, rimanendo esposto con tutti questi crolli, immaginate i blocchi nel momento in cui sono andati ehm, a cadere, quindi a sovrapporsi in modo disordinato gli uni sugli altri, c'erano tante fessure, per cui nel corso del tempo si è infiltrata della terra e anche ovviamente nei secoli successivi, quando la gente ci camminava sopra, quando hanno costruito queste strutture in età romana, qualcosa si è infiltrato appunto attraverso il crollo, raggiungendo anche gli strati più antichi e quindi, come si dice in termine tecnico archeologico, inquinando in qualche modo gli strati più antichi, mentre invece all'interno delle torri ovviamente erano completamente sigillati. Ora, molto velocemente, come al solito, sono le 10 e sono ancora a metà, ma cerco di accelerare un pochino. Vedete il cortile come si presentava al momento in cui è stato, diciamo, terminato lo scavo archeologico. Innanzitutto questo, vabbè, il pozzo lo possiamo vedere ancora oggi, che è proprio a destra dell'ingresso della torre centrale. Questo bacile, probabilmente per mettere dell'acqua, e qua non si capisce tanto bene, ma praticamente intorno a tutto il cortile ci sono dei banconi, delle panche per sedersi. Inoltre è stato trovato anche un focolare. Se a questo aggiungiamo tutti i reperti che sono stati ritrovati negli strati del cortile, quindi sia tantissime ossa animali, il focolare, tanti reperti ceramici relativi alla cottura dei cibi che appunto sono stati anche analizzati, probabilmente ne avrete sentito parlare. Ecco, unendo tutte queste cose, questo cortile si può interpretare come uno spazio riservato ai cosiddetti banchetti, ma potremmo anche dire banchetti cerimoniali, banchetti riservati, banchetti ecco, che avevano un risvolto ovviamente rituale, ok? Quindi questo sembra proprio abbastanza chiaro proprio dai rinvenimenti archeologici. Guardo un secondo se ci sono altre domande e parliamo della torre centrale. Allora, Enrico chiede quali ipotesi più attendibili riguardo la parte terminale della torre. I mansoloni reggevano le strutture in pietra, soluzioni più leggere in legno? No, niente in legno perché diciamo che di mensoloni ne hanno trovato abbastanza. Scusate, per brevità
Per brevità, prima non vi ho detto che la ricostruzione, questa qui non è una ricostruzione ideale, ma è una ricostruzione scientifica, ok? Quindi per realizzare questa ricostruzione si sono fatti degli studi molto accurati proprio sui blocchi che sono stati ritrovati durante i crolli, cioè sono stati ritrovati relativi ai crolli. Quindi l'analisi proprio di tutti questi blocchi, l'analisi delle strutture esistenti e così via ha dato luogo a questa interpretazione che ha permesso di ricostruire il nuraghe, ok? Ora vi dico meglio come era fatta la torre centrale che per vari aspetti, non solo per l'altezza che era praticamente il doppio rispetto alle altre, come potete vedere, però si differenzia dalle altre anche per altri aspetti, ok? Quindi diciamo che la forma del nuraghe era questa, come potete vedere un coronamento di mensoloni assolutamente in pietra e un coronamento anche in pietra, infatti caso più unico che raro, il coronamento della torre centrale è stato praticamente rinvenuto intero, ok, in mezzo al crollo. Quindi possiamo vederlo, ecco, ho tratto sempre la foto dallo stesso libro, La vita nel nuraghe a Rubiu del 2003, che ecco, questo è praticamente il coronamento della torre centrale. Per cui, studiando chiaramente la pendenza della parte esistente, che come potete vedere si conserva per meno della metà rispetto alla torre originaria, la Tolos del primo piano integra, ma erano 3 le camere sovrapposte, questo chiaramente facendo un conto, non vi ho messo la figura qua anche per non mettere 6.000 slide, abbiate pazienza, vi dicevo, va visto dal vivo. Comunque, vi dicevo, dal calcolo della pendenza della torre unito al diametro ricavabile dal coronamento, qua c'è poco da sbagliare, l'altezza della torre è risultata 27 metri e mezzo, che è un qualcosa di assolutamente notevole, tra tutti i nuraghi conosciuti su cui si possono fare delle ipotesi attendibili, fino adesso è il più alto che conosciamo. Quindi, ecco, capite che era veramente notevole, ma scusate, vi volevo dire anche un'altra cosa. La tecnica della torre centrale, vedete che anche da questa foto si differenzia rispetto alle altre strutture, in particolare anche rispetto alla foto che vi ho fatto vedere prima delle torri del cortile viste dall'esterno. Infatti vedete che i blocchi sono molto più piccoli e sono squadrati con una maggior accuratezza e questo nonostante ovviamente sia la torre più antica. Questo ve lo sto dicendo perché c'è sempre chi dice ah perché magari prima non erano capaci, poi dopo no, in realtà è più antica la torre centrale delle altre, cioè è stata costruita prima, poi abbiamo visto che il progetto era unitario. Quindi è una scelta ben precisa, probabilmente di voler differenziare anche visivamente la torre centrale rispetto al resto. Non solo, ma un'altra caratteristica molto molto interessante che si è appunto potuta evincere dall'analisi dei blocchi di crollo è che le parti sommitali del nuraghe erano realizzate con blocchi molto più piccoli e squadrati perfettamente. Quindi diciamo una differenza notevole, non solo, ma oltre al basalto nelle parti sommitali viene utilizzato anche il calcare, quindi anche a voler ricercare un effetto di bicromia, quindi capite che c'era tutta una ricerca stilistica che noi chiaramente vedendo la struttura come oggi possiamo apprezzare solo in parte. Andiamo avanti e vediamo brevemente, velocemente l'interno della torre. Allora, l'interno della torre è stato scavato
e nella parte centrale è stata rinvenuta questa situazione molto interessante, ovvero è stato ritrovato questo banco di caolino, quindi di argilla molto pura, messa volutamente a sigillare gli strati di frequentazione precedenti, e in questo caolino è stata praticata una buca nella quale è stato deposto questo vaso molto particolare, come potete vedere quadrianzato, e poi in seguito alla deposizione tutto questo è stato sigillato. Quindi oggi qua vedete la foto appunto subito dopo lo scavo. Oggi se andate a visitare il nuraghe trovate ancora questo testimone, viene chiamato così quando viene lasciata una parte, no, della stratigrafia, ehm, diciamo senza che venga scavata completamente, quindi è stato lasciato questo testimone. Il vaso è stato sostituito con una copia, però potete vedere ancora praticamente la situazione come è stata ritrovata, e questo è il disegno appunto della stratigrafia che ci fa vedere come appunto come è stato ritrovato questo vaso. La cosa interessante non è solo questa deposizione proprio al centro della camera, che chiaramente denota un'azione ben precisa, ma è anche che questo vaso è stato rotto ritualmente e inserito in questa buca. Interessantissime anche le analisi del contenuto del vaso, che oggi è possibile fare praticamente grattando delle superfici, no, dell'argilla, delle microscopiche parti che poi vengono analizzate, e è risultato appunto che era riempito questo vaso con un composto liquido particolare, una sorta di decotto di quercia con grassi animali e vino bianco, quindi un preparato diciamo sicuramente ben specifico, che aveva la sua specifica funzione. Il vaso è stato rotto, questo è un classico atto rituale che permette a questo liquido proprio di defluire nel terreno e quindi di consacrare l'ambiente. Per questo motivo tutta questa situazione è stata interpretata proprio come un vero e proprio rituale di fondazione oppure di rifondazione. Questo perché chiaramente c'è una discrepanza di circa 2 secoli tra, forse anche qualcosa in più, tra la data presunta ricavata da altri dati archeologici di cui tra poco vi parlerò di costruzione del nuraghe, e la data in cui è stato deposto questo vaso, che è stato datato al XII-XI secolo. Quindi probabilmente dopo diversi secoli che il nuraghe era in funzione, diciamo che questa torre viene in qualche modo riorganizzata, forse ristrutturata, ripulita, sì, potremmo dire ristrutturata, ecco, e quindi viene fatto questo rituale proprio per rifondarla, in qualche modo riconsacrarla. Andiamo avanti e vediamo anche un altro elemento molto interessante di cui forse i più informati avranno sentito parlare, appunto è il vasetto, l'alabastro miceneo, che è stato trovato anche questo nella torre centrale presso una nicchia. In realtà non è stato trovato solo lì, ma è stato trovato anche in altre parti del nuraghe. Infatti, questo vasetto è stato ritrovato rotto e si pensa a una rottura intenzionale. Questo proprio per le modalità di rinvenimento, per il luogo dove è stato ritrovato e per il fatto che sembra quasi, dalla ricostruzione insomma che è stata fatta, che una volta rotto vari cocci siano stati disseminati intenzionalmente in altre parti del nuraghe. Quindi questo potrebbe essere, diciamo, un primo rituale di fondazione di tutto il nuraghe. Infatti,
i frammenti sono stati ritrovati a livello del vespaio pavimentale, quindi diciamo non sopra il pavimento, ma in uno strato appena sotto il pavimento, cioè nello strato fondativo del pavimento. Per questo motivo, questo vasetto, che tra l'altro essendo un vasetto, come potete vedere, di importazione, cioè un vasetto importato dalla Grecia che appunto ha questa decorazione caratteristica, quindi è databile, diciamo, in modo molto preciso proprio grazie alla decorazione, è stato datato alla metà del XIV secolo, ok? Quindi normalmente anche la costruzione del nuraghe viene datato alla stessa epoca, quindi siamo nelle fasi finali del Bronzo Medio, proprio in un momento evoluto della civiltà nuragica, o perlomeno in un momento evoluto dell'epoca in cui si costruiscono i nuraghi, diciamo così, che è così più chiaro. Bene, non vi posso descrivere tutte le torri perché chiaramente ci vorrebbero 2 ore qua, però ci tenevo almeno a dirvi qualcosa sulla torre C, che oggi è più frequente sentirla nominata come il cosiddetto panificio, però viene chiamata anche la torre delle donne. È famosa, come avrete capito, per il rinvenimento di resti di pane carbonizzato, probabilmente da quello che è risultato dalle analisi sembra un pane tipo focaccia, per intenderci probabilmente gli stessi tipi di pagnotte che vengono rappresentate in molti bronzetti appunto in gesto di offerta che offrono queste focacce, quindi probabilmente un tipo di pane proprio come quello rappresentato nei bronzetti. Non solo, sono state ritrovate anche delle cosiddette piastre di cottura, quindi probabilmente anche dove veniva cotto questo pane e tanti altri reperti, tra cui tantissime fusaiole, vasetti miniaturistici, ceramiche di vario tipo e altri oggetti, quindi anche proprio per la presenza delle fusaiole e del discorso della panificazione, appunto era, diciamo, era stato associato alle donne, quindi comunque a un aspetto, una connotazione femminile. Come vedete, questa è una foto dell'interno della torre, qua si vedono bene proprio le finestrelle che illuminano l'interno. Oggi l'interno in realtà è illuminato anche dal fatto, anche se c'è una copertura, che comunque la Tolos non è integra. Allora, velocemente vi faccio vedere anche qua c'era una foto della torre, visto che le altre non le possiamo vedere, almeno quelle, scusate. Ecco, questa è la torre F, ovvero praticamente è l'unica torre dove oggi si può entrare all'interno. Le altre si possono vedere, diciamo, dalla porta d'ingresso si può vedere cosa c'è all'interno, ma non ci si può entrare. La torre F, che era raggiungibile sempre dal cortile B, passando per questo stretto e tortuoso corridoio, e che appunto è caratterizzata dalla presenza di questa grande nicchia, oltre che da diverse aperture anche in questo caso. E vedete che la Tolos è quasi intera. Ok, mi stanno venendo in mente veramente tantissimissime altre cose che vi vorrei dire, però vorrei lasciare anche un po' di spazio per le domande, quindi controllo un attimo quali sono le domande, così almeno fra le miliardi di cose da dire vi dico quelle che vi interessano di più. Allora, simile alla prigione, Dana, cosa intendi esattamente? Perché, insomma... Ah, il vaso probabilmente, giusto? Il vaso con anse multiple. Ricordiamoci anche che
i vasi con anse multiple spesso sono associati a contesti cultuali o comunque rituali. Sabina Sergi mi chiede se è stata trovata qualche forma di scrittura all'interno delle torri nei cortili. Purtroppo no, è un po' annoso questo discorso della scrittura, ora non abbiamo il tempo di affrontarlo, comunque diciamo possiamo serenamente dire che qua non è stato trovato niente del genere. Uliana dice, in quali torri sono stati trovati i cocci dell'alabastro miceliano? Non nelle fondazioni della torre centrale, immagino. Allora, sono stati ritrovati non nelle fondazioni della torre, attenzione, ma sì, la maggior parte dei frammenti sono stati ritrovati nella torre centrale, in corrispondenza della nicchia d'ingresso, ma sotto il livello pavimentale. In realtà, a voler essere proprio precisi, l'alabastro ondata, la pavimentazione del nuraghe che è stata ritrovata, quindi il vespaio e la pavimentazione che c'è sopra, ok? Quindi chiaramente cioè a fare l'avvocato del diavolo, questo io lo dico sempre. Oggi abbiate pazienza, ma non vi posso dire tutto. Ehm, Dico sempre che in realtà data il pavimento, ok? Quindi il pavimento dal XIV secolo in poi. Non possiamo dire se il pavimento è stato rifatto in qualche modo. Chiaramente però diciamo che questo è il reperto databile più antico che si conosce dal nuraghe e quindi ovviamente anche questo depone a favore dell'ipotesi diciamo principale, ovvero che la deposizione del vasetto sia contemporanea alle fasi di cantiere del nuraghe e quindi alla costruzione del nuraghe. Ok, non so se mi sono spiegata bene. Ovviamente c'è un'ipotesi abbastanza solida, però ripeto, voler fare proprio l'avvocato del diavolo si potrebbe dire che magari il pavimento è stato rifatto in un secondo momento, ok? Se volessimo ipotizzare che il nuraghe fosse più antico, però dovremmo avere anche altri elementi per poterlo dire che il nuraghe è più antico, non soltanto questo che vi ho detto adesso. Va bene, spero di essere stata abbastanza chiara. Bene ragazzi, io chiudo qua perché si sta facendo veramente tardi e vi ricordo che appunto la prima escursione che faremo è proprio questa, al Nuraghe a Rubbio, quindi assolutamente vi invito a partecipare e insomma, quindi spero di rivedervi dal vivo presto. E vi saluto, ciao!